Lui era buttato per così, io ero in mezzo, cerco di tenere il ragazzo di andare meno aperto che possibile e anche un'altra ragazza che mi dava la mano. È stato il pronto intervento della barista a salvare da conseguenze ben peggiori un cinquantenne aggredito brutalmente da due giovani coppie. L'ennesimo fatto di violenza giovanile è accaduto la notte appena trascorsa in questo bar di San Giacomo di Veglia, sulla strada tra Vittorio Veneto e Columberto. Un locale molto frequentato perché è l'unico in zona a tenere aperto fino alle 4 del mattino. Ed è verso le 3 che sulla pensilina uno degli affezionati clienti, un cinquantenne di origini macedoni, stava chiacchierando con dei conoscenti, quando sono arrivate due giovani coppie. Due ragazzi marocchini, una ragazza nordafricana e l'amica italiana. Dopo essere stati una mezz'oretta a giocare a biliardo, si sono seduti tra i tavolini all'esterno del locale. La scintilla sarebbe stato il tenore alto della voce del macedone. Non è che lui ha iniziato a alzare la voce, lo conosco bene come persona, ieri sera era molto tranquillo, non ha fatto niente di particolare. Beh, allora perché l'hanno aggredito? Ero dentro, non lo so io alla fine, quando andavo fuori già cominciano a stare urlando e il ragazzo marocchino è già saltato addosso da questo signore. Anche gli altri ragazzi si scagliano contro l'uomo a terra, mentre la barista, con un'amica, a fatica riesce ad allontanare gli aggressori. Perché quando noto la gamba era intera e sta ragazzo qua continua a calcio sulla testa. E i giovani marocchini cosa dicevano? Allora, quando giorno, allora, loro erano in parcheggio, io gli dicevo, all'età come tuo padre, lui adesso ha rotto le gambe, ah va bene, non importa, denunciami. Subito dopo i quattro sono scappati in auto, ma sarebbero già stati identificati dai carabinieri giunti subito sul posto, sia grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza che dalla prontezza di riflessi della barista. Poi io ho mandato un'altra ragazza, quella che è mia amica, che ti dicevo, io vai per il numero targa, almeno se scappano, almeno c'è qualcosa, magari possiamo trovare e chiamare i carabinieri. Il cinquantenne è stato subito ricoverato all'ospedale di Conegliano con fratture e numerose chimosi in testa e sul volto, ma non è in pericolo di vita, mentre questa mattina è stato un continuo via vai di gente incredula. Ma tu non hai mai paura di star qua da sola? No, non è mai successo, ti do 9 anni, è prima volta.